Rieccoci insieme, cari telespettatori, e come ogni mercoledì noi abbiamo ospiti le associazioni dei consumatori, in modo particolare quest'oggi Adiconsum del Veneto, accompagnato da Adiconsum Padova e Rovigo, ma comunque associazione dei consumatori, che ci parlerà di una questione molto delicata a cui portare particolare attenzione: il bilancio familiare, ovvero due conti che bisogna farci in tasca per poter poi arrivare il più tranquilli possibile alla fine del mese. Se ne è occupato più volte, abbiamo trattato varie questioni, vari fonti di spesa importanti, e allora adesso vediamo con i nostri esperti, i nostri ospiti, di informarvi ulteriormente, di sensibilizzare le persone. Non si fa assolutamente nessun terrorismo, non si vuole creare panico, ma soltanto consapevolezza, cioè in modo che le persone sappiano farsi due conti e poi non arrivare alla fine dei prossimi mesi strangolate da bollette o altre spese inaspettate o imprevedibili. Davide Cecchinato, presidente Adiconsum del Veneto, ben ritrovato. Buon pomeriggio a tutti. Enrico Gallina, presidente Adiconsum Padova e Rovigo, grazie anche a lei di essere qui con noi. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, io direi di incominciare, perché dopo c'è la parte che parliamo del fondo antiusura, l'arbitro bancario finanziario, gli sportelli, l'energia, e lo faremo nella seconda parte della trasmissione con il presidente di Padova e Rovigo. Però incominciamo un po' a capire qual è la situazione e voi che indagini avete fatto per inquadrarla. Sì, Adiconsum del Veneto è sempre molto attenta alla gestione del risparmio, quindi anche delle risorse economiche e finanziarie delle famiglie, soprattutto in questo periodo di difficoltà, con i costi energetici in aumento e anche con l'aumento della spesa e quindi del caro vita. Noi all'interno del progetto regionale abbiamo un filone di intervento che è il numero 2, per appunto la consapevolizzazione dei consumatori, delle famiglie, dei pensionati rispetto all'utilizzo corretto delle risorse, e abbiamo ideato un decalogo sul risparmio, ma soprattutto sul bilancio familiare, cioè come costruire e soprattutto gestire le proprie risorse. Diciamo una volta si usava un tempo, no? Dopo invece è venuto in disuso perché non ce n'era. Stavo proprio dicendo quello, una volta le vecchie generazioni erano abituate a far di conto, giornalmente verificare quelle erano le uscite. Purtroppo le entrate anche oggi non è che siano moltissime, almeno in una famiglia, quindi quelle si monitorano una volta o due al mese, e soprattutto tenere gli scontrini della spesa, verificare quanto si spendeva per l'alimentazione, quanto per l'abbigliamento, per la scuola, le vacanze, la salute e quant'altro. Un po' meno di abitudine c'è da questo punto di vista per quanto riguarda le giovani generazioni, che hanno vissuto un periodo pre-Covid in cui insomma non c'era tanta attenzione all'utilizzo del denaro, si spendeva volentieri, forse anche perché denaro ce n'era a disposizione, soprattutto nel nostro territorio. Noi fortunatamente viviamo in una regione che è abbastanza ricca all'interno del panorama italiano, e quindi non c'era questa attenzione per gestire al meglio le proprie risorse. Però oggi, dopo la pandemia, soprattutto ai giorni di oggi, per quanto riguarda la crisi economica finanziaria, l'aumento dei costi energetici, è fondamentale tenere monitorate quelle che sono le entrate e le uscite, se vogliamo evitare il default, ovvero il fallimento del nostro bilancio personale. Per fare questo si possono seguire delle semplici regole. Chiedo dalla regia magari di mettere in onda un riassunto, una slide che ci può far vedere, eccola qua. Infatti questo è il nostro decalogo che abbiamo realizzato grazie all'intervento regionale, proprio per dare l'idea di quali sono le 10 regole che possono essere seguite per orientarsi nella gestione del bilancio familiare e soprattutto capire come risparmiare. Diciamo che la cosa più importante nella gestione del nostro bilancio è quella di segnare tutto. Dobbiamo essere analitici e in grado di registrare su un'agenda, anche su un foglio di Excel, può essere anche un semplicissimo foglio naturalmente ben conservato, tutto quello che noi spendiamo, perché così di mese in mese possiamo capire
se ci sono possibilità di accantonamento per i periodi più bui, diciamo così, meno fortunati, e se ci sono sproporzioni tra quelle che sono le entrate e le uscite, perché se noi per più mesi spendiamo di più di quello che introitiamo, chiaramente andiamo in una posizione di sofferenza che poi può diventare anche una situazione di difficoltà, e dobbiamo soprattutto in questo periodo prevenirla. Dobbiamo segnarci anche le spese, si diceva prima, energetiche, che sono fondamentali, che attualmente sono quelle che hanno fatto aumentare in maniera esponenziale i costi familiari. Ecco Presidente, ritorno un attimo a questo proposito, perché fino adesso ci siamo soffermati tanto a parlare sempre di luce e di gas. Io direi di parlare anche di carburante, perché nel silenzio generale, perché non mi sembra che se ne parli, neanche vedo sui giornali notizie al riguardo, il carburante prima del 17 ottobre, che era la data tetto durante la quale durava il provvedimento, a fronte di un, se non sbaglio, valore al barile che è diminuito, stia aumentando. Certo. Questo bisogna dirlo, perché non è una cosa corretta, mi sembra, oppure deve trovare una congrua giustificazione, non ci possono essere queste impennate, cioè stiamo veramente salendo vertiginosamente. Allora dal 17 cosa arriviamo? 2 euro e passa al litro? Speriamo di no, però naturalmente lo scenario non è sicuramente dei più rosei. Voi sapete niente perché sta succedendo questo? C'è sicuramente un tema legato al costo della materia prima, sappiamo che è stata diminuita la produzione, anche se in maniera parziale da parte dei paesi che producono il petrolio. Sappiamo anche che c'è stata qualche difficoltà nella importazione, sentivo proprio questa mattina la rassegna stampa del petrolio russo da parte della Polonia, c'è stato l'impianto che è stato danneggiato, quindi anche quello del petrolio è un settore energetico di massima attenzione, sul quale naturalmente ci sono degli interventi e sul quale naturalmente c'è anche il rischio di speculazione, ma io credo che in questa fase l'aumento sia dovuto all'aumento del prezzo al barile della materia prima, e quindi conseguentemente poi anche alla pompa la benzina ma anche il gasolio hanno subito quell'aumento progressivo che citava giustamente lei. Su questo noi chiediamo al nuovo governo, speriamo che si formi il prima possibile, che prenda possesso di tutti quanti i tavoli problematici che gli si presentano, proroghi anche gli incentivi che sono stati riservati ai carburanti con la diminuzione o l'eliminazione delle accise e gli altri interventi che hanno mantenuto il costo basso. Poi il carburante è fondamentale, giustamente lei lo cita, perché su gomma viaggia penso l'80% delle merci italiane, quindi tutto quello che noi troviamo nei supermercati e nei negozi in generale viene consegnato appunto a fronte di una spesa di carburante piuttosto alta. Mi hai dato un messaggio: oggi il diesel a 1,95, siamo impazziti, e la benzina a 1,67, ma la benzina non dovrebbe costare di più perché ha maggior raffinazione? Sì, in effetti questo è una asimmetria che anche noi facciamo fatica a capire. Abbiamo tentato di chiedere come mai ci fosse questa differenza. Come il telespettatore ricordava giustamente, il diesel è un prodotto più grezzo, insomma non ha bisogno di grande raffinazione, e mentre la benzina ha bisogno di un'elaborazione più ampia. Diciamo che ci sono dei temi legati in parte, credo, a un monitoraggio e quindi speculativi, e in parte credo anche un tema di approvvigionamento. Anche speculativi, quindi c'è sempre il quid. Ecco, lei mi diceva, ha accennato a un discorso di approvvigionamento, costo della benzina, tutto si trasporta su gomma, poi chiederò anche l'intervento di Adiconsum Padova per la questione dei trasporti pubblici locali su gomma, perché qua riguarda le persone in modo particolare, perché anche le persone si muovono con questi mezzi e hanno grosse difficoltà effettivamente, c'è un caos trasporti pubblici, ma ci sono delle GDO, delle grandi distribuzioni, dei grandi supermercati che lamentano la mancanza di arrivo delle scorte di alimenti, di quant'altro, di prodotti da vendita al pubblico,
con dei grossi ritardi, mancate forniture dall'estero. Cosa sta succedendo? Cioè quello che si temeva accadesse in periodo di pandemia, che non c'è stato, si sta verificando ora, cioè non arrivano i prodotti? Sì, è legato al... cosa c'è? Dal nostro osservatorio possiamo dire che non ha ancora una situazione di pericolo, però il tema c'è, in effetti qualche penuria, soprattutto qualche tempo fa, qualche settimana fa, ricordo anche un problema legato alla pasta, ma anche a altri prodotti. E qual è il tema? È che naturalmente chi produce questi prodotti ha dei maggiori costi. E ne produce di meno, mi hanno detto. Ne produce di meno, naturalmente la domanda rimane invariata, devono essere fatte delle scelte, aumentano il prezzo, magari su accordi già stipulati e quindi anche con tentativi di rivisitazione di questi accordi, e diciamo tutta questa dinamica influisce sulla disponibilità, può influire sulla disponibilità di beni e prodotti, però dall'osservatorio che abbiamo noi abbiamo notato che è una fase temporanea, perché comunque poi i prodotti arrivano. Qual è il vero tema? Che arrivano, giungono ai supermercati e vengono messi in vendita con un prezzo notevolmente aumentato. E attenzione a quella tecnica deleteria di mantenere invariato il packaging di un prodotto, ad esempio può essere la pasta, ma diminuirne il contenuto a prezzo invariato. Bravissimo, questo l'ho già visto, infatti questo succede, infatti sollecito, controllate il prezzo, un chilo diventa 700 grammi, 90 grammi diventa 70 o 65 e il prezzo è quello, la fregatura proprio c'è in piena. Però lì che cos'è? Cioè, cosa può fare il consumatore? Da questo punto di vista il consumatore deve stare molto attento, soprattutto in questa fase, anche nella gestione del bilancio familiare di cui stavamo parlando, esatto. Perché la spesa alimentare incide di una buona parte dei costi che la famiglia deve sostenere, circa un 25%. Quindi il consumatore deve essere molto attento, leggere le etichette, leggere i prezzi, e verificare il peso o comunque il volume del prodotto, e poi non si deve far prendere dalla fretta, ma deve fare delle piccole indagini di mercato. Leggo l'ultimo messaggio, poi andiamo in pubblicità. Come scuotere lo Stato sul problema dell'energia? A fine mese nessuno paghi le bollette e vedrete che qualcosa verrà fatto, tanto non possono tagliare la luce o gas a tutta la popolazione. Sapete che perdita di accise? Beh, oddio, c'è da dire la verità che adesso sulle bollette, diciamo quelle che sono le accise e le tasse sono state quasi, e gli oneri sono stati quasi, non tutti azzerati. E io capisco lo sfogo, in parte anche lo condivido, però non credo che sia la soluzione giusta. Però stando zitti, continuando a fare tutto. No, non bisogna stare zitti. Niente. Noi tra l'altro come associazione il 18 di ottobre abbiamo in programma un'assemblea con tutte quante il panorama del consumerismo italiano, proprio per porre al nuovo governo, questo è forse il vero tema, che non abbiamo ancora una compagine governativa in grado di essere esecutiva, però noi porremo fortemente il tema dei costi energetici, il tema della morosità, il tema della scissione del prezzo di produzione di energia elettrica da quello del gas, insomma tutti i temi che ben conosciamo e che sono oggetto della nostra attenzione da parecchi mesi. Assolutamente. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo, affrontiamo anche le altre voci, sono veramente tante, per poter risparmiare almeno un po', tra poco.